Questa IRI nasce, insomma, e si collega anche al disegno di legge che discuteremo dopo, e riguarda la proprietà dei dati del catasto regionale delle grotte. Ma noi abbiamo avuto modo di vedere le convenzioni, insomma, che negli anni si sono susseguite fra la Regione e l'allora Società Alpina delle Giulie e successivamente la Federazione Speleologica Regionale Friuli Venezia Giulia, e fino al 2010 la dicitura comunque, insomma, presupponeva che i dati rimanessero alla Società Alpina delle Giulie e successivamente alla Federazione Speleologica. Dal 2010 nella Convenzione 2010 si ribadisce che la Federazione ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico i dati e la documentazione. Nel 2010 viene precisato che il materiale in attinenza al servizio di tenuta del catasto regionale delle grotte è di proprietà della Regione, ma non abbiamo trovato, e comunque, insomma, chiediamo se esista un atto traslativo dei dati dalla società, cioè dalla Federazione alla Regione, perché crediamo, insomma, che per trasferire insomma, a proprietà di terzi debba esserci un negozio giuridico che abbia i requisiti del codice civile. Quindi chiediamo semplicemente alla Regione, anche per capire meglio quali siano gli estremi dell'atto con cui la Regione ha acquisito la proprietà dei dati della Federazione Speleologica Regionale, già Società Alpina delle Giulie. Grazie, Assessore Santoro. Consigliera, ricordo che la Regione ha istituito con la legge 1 del 1 settembre 1966, numero 27, il catasto regionale delle grotte, la cui gestione è stata affidata con convenzioni periodiche ad organismi facenti parte del mondo della speleologia e ora, a seguito di una modifica normativa intervenuta nel 2007, alla Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia, organo rappresentativo di quasi tutti i gruppi speleologici della Regione. Le predette convenzioni hanno previsto in generale, con clausole di varia formulazione, la messa a disposizione dei dati alla Regione, messa a disposizione del pubblico dei dati, nonché la consegna alla Regione, qualora l'affidamento non fosse più rinnovato, di tutto il materiale proprio del catasto regionale. Le predette convenzioni, inoltre, fanno esplicito riferimento per la gestione del catasto al regolamento regionale 54 del 95, che individua tra l'altro i contenuti del registro catastale. In particolare, il registro catastale riporta per ogni grotta i dati contenuti nella scheda catastale. Le iscrizioni catastali sono disposte dal conservatore che ne attesta la validità con propria firma sul registro catastale. La consultazione del catasto è libera e gratuita. Ai fini della legge 7 del 2014 sugli open data si intende per dato pubblico il dato conoscibile da chiunque. Titolare del dato i soggetti che hanno originariamente formato per uso proprio e commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato o che ne ha la disponibilità. I dati di tipo aperto, open data, sono i dati che presentano le seguenti caratteristiche. Sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali in formato disaggregato. Sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compreso le reti telematiche pubbliche e private in formati aperti. Sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, sono previsti i relativi metadati. Sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. I dati trattati nel catasto sono stati resi accessibili e fruibili in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione regionale, non già in attuazione di atti dedicati alla compravendita dei dati, ma di clausole convenzionali che hanno determinato la disponibilità del dato in capo alla Regione titolare del dato.
Grazie. Prego, consigliera Dalzovo, replica. Ma io sinceramente sarò non so, dura di comprendonio, non so neanche come dirlo, ma dalla prima parte della risposta dell'assessore ne deduco che la proprietà dei dati è comunque della società, della federazione e prima della società alpina delle Giulie, perché se lei mi dice che in base all'open data comunque io metto a disposizione i dati, ma la proprietà rimane di chi l'ha in qualche maniera ha raccolto questi dati, questo secondo me significa che la proprietà rimane a loro, e comunque rimango nella convinzione che non basti una convenzione o una clausola inserita in una convenzione per fare un passaggio di proprietà dei dati che sono contenuti all'interno del catasto, essendo appunto, per quanto ci riguarda, di proprietà della federazione e degli speleologi che negli anni hanno contribuito alla loro redazione. Quindi mi ritengo assolutamente insoddisfatta della risposta. Grazie.